Vieni Stefano vicino a me. Guarda, siccome noi abbiamo fatto un po' di rumore dietro, no? Allora, non ho sentito bene l'applauso che è arrivato dopo la tua esibizione. Com'era? Me lo fate risentire? Questo strumento è magico, ha la sua forza. Ho visto tra l'altro che avete aperto il percorso lungo tutto quello che è l'abitato di Villa Cidro nel suo cuore, nel centro storico. Vogliamo salutare anche i due amici che con te hanno fatto fiorire di notte questa serata. Esatto, quindi chiamo sul palco Armando De Ias e Michael De Ida, che mi vanto, ne sono molto fiero, miei allievi, quindi vi invito a salire sul palco. Sì, li abbiamo qua così li salutiamo insieme. E mentre loro ci raggiungono vi voglio far partecipi, mi riferisco soprattutto a quelli che non sono di Villa Cidro. Noi ci troviamo alle spalle il lavatoio pubblico, che è una di quelle bellezze che proprio possono arricchire questa località, che davvero ogni metro che fai è una scoperta, è un vento di bellezza che ti arriva nel cuore. E Giuseppe Dessì ha scritto: prima della fine della Grande Guerra lasciammo Cagliari e venimmo ad abitare qui. Accanto al lavatoio pubblico il nostro giardino si affacciava su questa piazza. Laggiù erano gli abbeveratoi, proprio sotto la casa dove abitavano i cugini, e laggiù è la grande magnolia del nostro giardino, sulla quale mi arrampicavo per parlare con i cugini a distanza. Sotto era la tettoia del lavatoio. Siccome l'acqua non arrivava nelle case, il lavatoio allora era molto più frequentato. C'erano moltissime donne che si contendevano le vasche di pietra e litigavano e lavavano sbattendo i panni. L'aria era piena delle loro voci, dei loro richiami, delle loro grida. Un applauso a Giuseppe Dessì e a questi momenti che ci aiutano a capire di quanto è ricca anche la letteratura grazie alla voce di uno dei suoi figli. Però mi è venuto in mente che voi siete orgogliosi anche per un motivo un po' più recente, ma non è solo vostro, perché è di tutti. Un applauso da qui a Fabio Aru glielo vogliamo fare. Mamma mia! Io